La Regione a corto di personale richiama in servizio i funzionari pensionati e i sindacati salgono sulle barricate chiedendo di emettere atti di interpello per coprire tutte le postazioni dirigenziali vacanti e revocare gli inopportuni incarichi conferiti al personale in quiescenza, che tra l'altro sembrano contrari alla legge. Nella Regione, che attende il ritorno ai concorsi, un pacchetto che Marco Zambuto ha ereditato da Bernadette Grasso e sul quale il neoassessore agli enti locali sta finendo gli ultimi dettagli prima di pubblicare il bando, scoppia lo scontro sulla coperta troppo corta. Al Dipartimento Lavoro, infatti, l'obiettivo di rendimento 2020 non è stato centrato e dunque non arriverà nessun premio di produttività. E i sindacati, che già contestavano l'eccessivo numero di dirigenti andati in pensione e attribuivano a questo fattore il cattivo risultato, adesso sono sul piede di guerra. Sullo sfondo in realtà ci sono altre due polemiche. Una riguarda l'accordo Spalma di Savanzo che la giunta Musumeci ha siglato con il governo Conte. Fra gli altri punti la Regione si è impegnata a bloccare il turnover dei dirigenti e il salario accessorio per chi è in smart working, cioè in questo momento la quasi totalità del personale, con una riduzione del bonus pari a 10 milioni. L'altro argomento di scontro è l'imminenza dei concorsi. Le due selezioni per oltre 1.300 assunzioni però incontrano diverse resistenze in ambito sindacale, con le organizzazioni dei lavoratori che chiedono che siano prima riconosciute le mansioni superiori svolte già adesso dai dipendenti. E si aggiunge l'assenza di competenze informatiche. Questa è una delle accuse mosse dal presidente della regione Nello Musumeci al personale nelle sfuriate antifannulloni. Una polemica insomma dietro l'altra in una regione che non riesce ad avere un rapporto sereno con il proprio personale e che adesso lo richiama anche in servizio dopo la pensione.